tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Come potete vedere dai miei spalle, oggi siamo al Ponte di Veia. Cioè dobbiamo andare al Ponte di Veia. C'è un percorso da fare. Come avete visto dal viaggio, la giornata non è un granché, ma è tanto per fare un giretto. Anzi, è anche bella questa atmosfera. Neve non ce n'è. Sono venuto apposta in questo periodo perché non ha piovuto e quindi non ha nevicato qui. Anche perché non ho gomme da neve. Piccolo spoiler, mi sto attrezzando per poter andare anche sulla neve, così porto in giro d'inverno anche. Bene, qua non c'è scritto Ponte di Veia, quindi non ho idea di quanto si ci mette. E spero che non sia il bivio del Pilocchio che ci vuole 5 ore. No dai, spero di no. C'è un gruppo di tipo di anziani, vecchiotti, quindi penso che sia vicino. Bene dai, incamminiamoci e andiamo a vedere sto Ponte di Veia. Guarda che figata. Siamo già arrivati comunque, ho fatto 2 minuti a piedi. Lì sotto c'è il percorso che si scende, andiamo proprio sotto il ponte. Beh, che aiuto, li fa veramente paurissimo, Una volta che sei qui davanti. Madonna. Qualcuno? Scusate. Indigeni, venga in pace. No, lo sapevo. So che è meno profonda. Allora, là in fondo sembra chiusa. Non so se la vedete, ma c'è tipo una rete. Meno male che mi sono portato le scarpe, gli scarponi. Ok, passavo l'autolavaggio. Più o meno autolavaggio. Comunque l'acqua non è ghiacciata, ho provato a toccarla e non è per niente ghiacciata. Bene, proseguiamo il percorso. Andiamo sotto il ponte. Se non cadiamo prima, ovviamente. Eccolo! Anche in diretta. Beh, c'è un po' di fanghiglia, come vi dicevo. Non è... Un momento dove un cavolo stavo inquadrando, va bene, fa niente. Cioè, guardate la natura, cosa è riuscita a creare. Ah, mi sa che qua c'è la... No, non lo so. Qua c'è la caverna, ma... è chiusa. Porco cane, vieni qua. È chiusa. Chissà perché è chiusa. Però c'è un cancello che si può aprire, quindi evidentemente ci entrano. Allora, sicuramente qua c'erano un sacco di percorsi che puoi andare avanti un casino, ma ovviamente noi non andremo troppo avanti. Sarebbe da organizzarsi e venire ovviamente con bel tempo. In realtà il tempo ci sarebbe per farli, ma l'intenzione era di farvi vedere solo il ponte. Pensate, vedete qui, questa si chiama la grotta dell'orso. Praticamente mantiene costante l'umidità e la temperatura dell'ambiente sotto la grotta. Addirittura ci vivono anche pipistrelli, che spero di non beccare, però vabbè, adesso magari non so il periodo, però forse lì in mezzo.
Qua comunque il percorso continua, però noi invece torniamo indietro. Comunque a me è sempre piaciuto, anni fa facevo molto spesso a domenica, soprattutto d'estate ovviamente, se scampagnate diciamo nei sentieri in mezzo alle montagne, stai a fresco e in salute. Poi ho smesso, adesso potrei cogliere l'occasione di fare altri video del genere dove facciamo vari percorsi o porto in posti carini a vedere dei bei paesaggi e niente, dovrebbe essere inizio di una nuova serie solo su Netflix, le avventure di Genjutsu, che prima o poi cadrà. Comunque guardate, qua c'è un'altra galleria enorme, cioè galleria, caverna, e non si può passare però, c'è scritto pericolo massi. Lo sapete che mi ispira a passare, andare a vedere? Non c'è nessuno. Vai, proviamo una roba veloce. Ok raga, sono passato. Facciamo una roba veloce. Mi sento trasgressivo. Questo masso qua non mi sembra molto in sicurezza. Madonna, che paura che fa. Non entro, ve lo dico. Ci avviciniamo, dopo scappo via. Però piccolina, c'è anche tipo una porticina. Cioè guardate la punta di sopra, fa paurissima. Beh dai, andiamo, prima che ci becca qualcuno. Bene, si torna in auto. Via, let's go. Vedete, praticamente questa è una foto dell'ipotetica grotta prima del ponte. Prima che crollasse il ponte, teoricamente è stato crollato a causa di un terremoto 38 milioni di anni fa, quindi è passato più tempo. Adesso non so dirvi quale precisa parte è più debole, però vedete queste sono le composizioni delle varie strade di materiale. Se sta guardando questo video qualche geologo, non so come si chiama, quello che studia ste robe, ho detto qualche cagata, scrivetelo nei commenti e così imparo anch'io. Comunque ecco il piccolo cucuzzolo che noi siamo andati sotto. Per chi non sa cosa vuol dire cucuzzolo, andate a cercarlo su internet. Qui dietro c'è il vuoto più totale. Lì c'è anche la strada, magari ci siamo passati prima, no non credo perché non l'ho visto il ponte. Bene ragazzoli, spero vi sia piaciuto questo piccolo video, vediamo se iniziamo una piccola serie, tutto piccolo. Quindi niente, per supportarmi iscrivetevi al canale e lasciate un like. Volevo farvi vedere anche il nuovo supporto che ho usato oggi per fare il video in auto, preso su AliExpress, se vi interessa. Mi sembra molto robusto, ecco l'unica cosa che ho notato è che mi è giù il bracciolo, anche se io lo alzo perché non capisco se non ha un blocco, vabbè. E è molto robusto, è fatto bene diciamo come materiale. Vi lascio il link in descrizione se qualcuno vuole acquistarlo. Quindi ci si becca al prossimo video e ciao!